impegnato nel mondo dell'università e anche della cultura isolana ed impegnato anche in politica. Un classico esempio di scienza militante. Vi presento il professor Gianmario De Muro. Io vorrei partire da una frase che ho sentito di David Miliband a Glasgow quest'estate, parlando al Partito Laburista scozzese, perché lì il Partito Laburista è scozzese, parla di diritti speciali. Lui ha iniziato il suo discorso dicendo "What we stand for", per cosa ci alziamo in piedi. Allora io per i 5 minuti che ho a disposizione dirò per cosa mi alzo in piedi io e per cosa mi sono alzato in piedi negli anni in cui la specialità è stata valorizzata. Mi alzo in piedi perché la specialità per noi non è la specialità che ruba il denaro, come alcune dichiarazioni di Tremonti fanno della regione a statuto speciale, ma è la specialità della responsabilità, la specialità del fare meglio dello Stato. E la Sardegna, negli anni del governo Solo, ha dimostrato approvando una legge ai sensi dell'articolo 15, quindi il tono giurista dello statuto speciale, che prevedeva una legge statutaria che rigovernava completamente la pubblica amministrazione. Prevedeva tra l'altro, ricordo soltanto 3 profili, che la giunta regionale doveva essere formata da almeno 40% di donne. Prevedeva una legge sul conflitto di interessi per la prima volta approvata in Italia, prevedeva la netta separazione tra politica e amministrazione, che per esempio prevede il fatto che gli assessori e i consiglieri regionali debbano essere incompatibili. Guarda la differenza con la giunta Cappellacci, ci sono stati oltre 20 assessori in 2 anni ed è molto semplice perché tutti i consiglieri devono diventare assessori e questa è la prospettiva di una forma di governo così come l'avevamo pensata e voluta negli anni del passato, è una sciagura perché, come dire, manca la continuità amministrativa. La seconda cosa per cui ci alziamo in piedi è la specialità, la ricordava Caterina, è la specialità del governo dell'ambiente. La Corte Costituzionale nella prima sentenza che riguardava il piano paesistico regionale riconosce alla regione speciale, in particolare alla Sardegna, che le regioni possono fare meglio dello Stato, nella tutela ambientale e quindi da questo punto di vista possono tutelare il valore costituzionale dell'ambiente, quello di cui l'articolo 9 della Costituzione, come un valore che spetta a tutti tutelare, non spetta soltanto allo Stato, spetta alle regioni, ma alle regioni speciali spetta la possibilità di garantire una diversità, se no questo è il vero significato della specialità. Il terzo motivo per cui ci alziamo in piedi è che la specialità significa poter approvare leggi in materia di diritto allo studio. Farò soltanto un esempio: il diritto allo studio in Sardegna per quanto riguarda l'università è fermo alla fine degli anni '80, ma la cosa più drammatica è che è fermo il calcolo delle borse di studio, per cui la Sardegna paga agli studenti del lo studio universitario esattamente l'importo più basso di tutta l'Italia. Questo è dovuto a una serie di strumenti di calcolo che ancora non hanno aggiornato i calcoli per la Sardegna. Questi sono i dati che un giovane ricercatore ha reso utili, ha reso possibili per tutti quanti a seguito di un'altra legge sarda, la legge del 2007, la legge sulla ricerca scientifica, che ha permesso anche a tantissimi ragazzi di iniziare un'attività di ricerca a prescindere da un rapporto con l'università, ma con una forza reale di poter fare la differenza. Quindi ci alziamo in piedi per la specialità dal punto di vista della riforma della pubblica amministrazione, per la specialità per il governo del territorio, per la specialità dal punto di vista del diritto allo studio. Infine, come dire, dal punto di vista di ogni riformista, le cose si fanno attraverso la legislazione. Guardate la differenza. Ci sono 2 casi. L'ultima legge che ho visto approvata dal Consiglio regionale riguarda i consigli comunali. Noi abbiamo competenza esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali. Potevamo approfittare della scelta di diminuire il numero dei consiglieri comunali, non ci siamo riusciti. Quindi da questo punto di vista è una specialità a rovescio. Altro esempio, abbiamo approvato una legge, utilizzando la nostra competenza in materia di caccia e siamo riusciti nell'incredibile risultato di spostare di 1 mese l'attività di caccia, secondo una disciplina che è già stata dichiarata incostituzionale nel 2001 dalla Corte Costituzionale. Questa non è specialità, questo non ha niente a che vedere con la possibilità di fare